L'attesissimo derby Matera-Potenza in pratica non ha deluso le aspettative solo nel primo tempo. Nei primi 45 minuti infatti si è visto il gioco migliore, nella ripresa invece la partita è molto scaduta di tono, sia per la diversa impostazione tecnica adottata dalle due squadre, sia per il terreno scivoloso che ha tagliato le gambe ai 22 protagonisti. Il risultato di 1-0 in favore dei biancazzurri, che hanno così pareggiato il conto dell'andata, è stato più che meritato. I materani hanno attaccato maggiormente e forse con un po' di fortuna in più avrebbero potuto concludere l'incontro con un risultato più rotondo. Il Potenza, dal canto suo, specie nel primo tempo, ha badato soprattutto a difendersi, facendo giocare Sassanelli e Barbagli molto arretrati e assegnando a Pavese, sceso in campo con il numero 9 e con i gradi di capitano, il compito di procurare palle giocabili per l'unica punta Trevisan. La tattica prudenziale dei rossoblù ha prodotto i suoi effetti sino al 25esimo, e cioè fino a quando Bertoia non ha trovato lo spiraglio giusto per battere Picca. Nel finale della prima frazione di gioco e in parte nel secondo tempo, i potentini hanno giocato più aperti per tentare di equilibrare la gara, ma solo raramente hanno impensierito la retroguardia del Matera. I biancazzurri si fanno subito vivi sotto la porta avversaria. Al secondo minuto di gioco, Picca, apparso un po' incerto, respinge corto un cross di Doriano, la palla raggiunge Bertoia, che da ottima posizione calcia al di sopra della traversa, con il portiere potentino ormai fuori causa. È il primo affondo del Matera ed è tutto da vedere. 4 minuti dopo, Pepe impegna ancora l'estremo difensore ospite su calcio di punizione. Picca si fa sfuggire la palla e il Matera va in gol, ma l'arbitro, giustamente, non convalida il punto per fuorigioco di Bertoia. La partita prosegue con il Matera sempre proteso in avanti alla ricerca del gol valido per sbloccare il risultato. Ci prova Brescia al 20esimo con un tiro che fa la barba alla traversa. Al 25esimo i materani raccolgono i frutti della loro superiorità territoriale. Brescia riceve un passaggio da Doriano, si libera con un bel dribbling di Caradonna e brucia sull'uscita Picca. Il gol da manuale realizzato con ottima scelta di tempo e precisione. Rivediamolo. Subito il gol, il Potenza si fa vivo in area materana ma senza convinzione. Riesce a impegnare Mancini solo su calcio d'angolo e su punizione dal limite battuta da Pavese quando il cronometro segna il 30esimo minuto. Al 40esimo un'incursione di Brescia costringe Picca ad uscire sui piedi di Pepe. Un minuto dopo l'occasione più pericolosa del Potenza. Il tiro da poco entro l'area è di Pavese, ma Mancini non si fa sorprendere, producendosi in un proficuo e risolutore intervento. La ripresa inizia con questo colpo di testa di Abate che sfiora l'incrocio dei pali e, subito dopo, Brescia fallisce clamorosamente il raddoppio. In pratica l'inizio del secondo tempo rimarca l'andamento dei primi 45 minuti con l'unica differenza che il Potenza gioca più in avanti, ma di pericoli in area di rigore materana neanche a parlarne. Anzi, al 21esimo è lo stesso potentino Santuccio che per poco non mette maggiormente nei guai la propria squadra, con questo buco rappezzato da Picca. Al 23esimo un timido affondo di Baldacci I impegna in tuffo Mancini, preoccupato più per le condizioni del terreno che per la potenza del tiro. Alla mezz'ora ancora Baldacci I, ma questa volta con maggiore convinzione, costringe il portiere materano ad un'ardita uscita. Il finale è tutto di marca potentina, ma la stanchezza e un po' di nervosismo appannano i riflessi degli uomini di Mancinelli, che devono rinviare ad un'altra occasione la prima rete esterna di questo campionato. Il derby tra la soddisfazione di tutti e si è svolto in maniera corretta sia in campo che sugli spalti. L'unica protesta è venuta da alcuni spettatori che, pur avendo pagato 25.000 lire, sono stati costretti a vedere la partita in piedi per le condizioni non certo accoglienti della tribuna centrale, invasa dall'acqua.